e sta dicendo buonasera, oppure buongiorno. Ah. Posso dire buonasera e buongiorno. Qualcuno si sta domandando, Mario me, eravamo a cominciare a 9, a cominciare a 10. Ma che sono cose serie, si può anche ritardare un po'. La prossima volta state sicuri che non ritarderemo, lo faccio per voi. Non mi sono messo mai in queste situazioni, ma ci ho messo perché voi in tutto il mondo mi state ascoltando. Ciò è bello. Ah, qualcuno ha letto là, Piazzetta Merola. E già, Piazzetta, perché io sono modesta, potevo scrivere piazza, oppure grande piazza. No, ma perché poi Piazzetta Merola? Ci te la rate st'ordine di mettere là Piazzetta Merola. Me la giubiare sì. Visto che sto vivo ancora, perché me l'hanno farò per porta sta piazzetta? O me la giubiare sì. Qui, come vedete, questa è una Piazzetta Merola, vi dicevo, e casa ci vuole tutte cose. Casa canta, si chiagna, si balla, si fa tutte cose. Certo, non sono solo, anzitutto c'è un'orchestra vera, con 7 professori d'orchestra, diretta dal mio caro amico e valente maestro Enzo Campagnolo, scusate, lo vogliamo, grazie alla regia. Ci sono i compagni miei viaggi, vi presento subito. L'ho scelto a uno. Certo, non potevo scegliere a tutti quanti perché voglio bene a tutti quanti, però ho scelto, penso, quello che piacevano a me. Raffaella De Simone. I Tarentano. Titti Fusco. Gerardo Pinto. È un figlio di mio grande amico collega, bravissimo, Flavio Fierro. L'attore comico un po' balbuziente, un po' cacaglia, però l'ho messo perché ci ha fatto pure una rasata. Gianni Clori. No, sì, potete andare, grazie. Mo' è andata così, ma sicuramente andrà meglio. Sono sicuro che andrà meglio. Sono sicurissimo perché... Rossa mi parli te, oro balcone stanotte qui, mi risponde se io vuoi sapere. Allora Rossa stanotte è 3, noi è 5. Buongiorno, Salvatore, ma come sta? Io sto buono, stai facendo? Se è camminato a sta piazza, se è passato, sei sporco. Altra famano o stratta che la coppa. Già, Salve. Chiama la polizia. Buongiorno, andiamo. Ve l'ho detto. Andiamo. Questo è un teatro. Vieni. Hai visto pure cagaglia? Andiamo. Ci divertiamo. È un teatro, anzi, sapete che è un palcoscenico. Una carretta che viene campagna, l'accompagna per tutta la città. Ma nasciasse con russe e cucciate, sa presente che la musica io ballo, pazzariente, chi somma cavanza, con te scanza e più folle si fa. So scena comica, so scena tragica, mentre si recita
arriva la giornata straniera che sapere pulito. Carolina si scippa un po', che stai triste ma bella e gelosa, ma tu apri la canna di cuore, si tuoi soro sono buone qui. Acqua fresca chi sa bere. So scena comica, so scena tragica, mentre si recita sente cantare Napoli, 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 e ma luna chi ne ma sono uomo, Margellina, Maru Chiara. E spero che rimane un vapore, mi fa tornare da te, senza più pensiero. Piacere, deve con una lacrima in dall'occhio, che parlami chiaro, parlami chiaro a Salvatore. Niente, don Salvatore, lo saccio che avevamo voluto bene come una figlia, ma sapete con me, non da una Napoli, non da una mamma mia. Non chiagnera, tornerai a tua mamma tua e a dei figli miei, che tengo innanzi all'occhio, a tutti e tre. Che quanto è bello, quando ti è arrivato? Bella cartolina
da tanta mano e soffre mille spasimi che non mi sta vicina. Quando confronto America con questa cartolina, Napoli, oggi scritto per te questa canzone e per ricordo mamma, naccia che agnuto lacrime e passione. C'è scritto per te questa canzone. Ui, amore mio, tu già stai qua? Sì, Maria, chi stai per te? Quanto è bello, mi ha portato pure un fiore. Andavo da casa. Ma non c'è pezzo a capo Tu sei un buono maglione, quello da rapaz. E io saccio, senti a me. Vattene a casa, lasciala stare. Capricciatella mia, vattene a casa, se non vuoi in galera, dinda sto mese. Scapricciatella mia, vattene a casa, se non vuoi in galera, dinda
Maria, lo singa me ne do poco. Forse sarà su cielo di ne stelle, Maria Maria. Forse sarà per studia così bella, Maria Maria. Forse è l'amore che me mi sento, io non ci credo, che tu mi vuoi assai. Ma senza sto occhio tuoi non cambia più. Ci sa, si va se tu l'era da Maria Maria. Io sono da sempre prima innamorato, Maria Maria. Tu sei da me. Che sta cucina ancora, però non me la sai, tu non lo sai, come stai del non posso più cambiare, lo sento ma non può, all'esta carindo cuore, li appicciato senza sto occhio tuo non cambia più. Ma insomma, può capire o no che facciamo? Un innamorato mio sta facendo surdata. Maria, tengo una bella novità da te. Che paura. Maria, stamattina. Che è arrivato stamattina? Era anche me. Era anche me. Giova, piano. Maria. Che è arrivato stamattina? Piano piano, calma. Aspetta. E non ti sbattere piano piano. Che è arrivato? Che è? Di cazzettini. No, il tuo padre. Dove foto? Che è?
Oh, bustina, ma non sa mai. Arabi. Che sta scritto? Che sta scritto? Una lettera. Una lettera. Amore mio. Una lettera. Madonna. Giù. E che stai facendo ancora qua? Sto prendendo. E vattene, vai, brava, vattene, vai. E posso la lettera? Giù, vattene. Ma bravo, state buono, state buono. Stai lontano da sto cuore, a te vola tuo pensiero, niente vuoi, niente spera, da tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che mi sono sicura E ve l'ho detto, si fa tutte cose. Si canta, si balla, si chiange, si ride. Qualcuno si ripacca un biglietto, si scorda che c'è un microfonino, come lo cagaglia, avete visto? No? È la prima puntata, poi non lo farà più. Ve l'ho detto. Ah, volevo dire, qualche telefonata noi non la prendiamo. Sapete perché? Perché abbiamo una scaletta. Però telefonate, messaggi, se vi piace, ditelo. Poi può dar sicuro che altre puntate faremo qualche telefonata, perché ci piace di sentire la voce vostra. Ma permettete, succedono tutte cose, pure essere nate, che ti sbargiasse. E canti pure sotto sul balcone, come cantando buio non si affacciava. Prima si la faccia impressione, o per di puro tempo a serenata. La vita fatti troppa fantasia, la donna non sa da tratta che guarda, sa da mappucciare.
so che sa senta serenata mia, senza sguarciunia. Mi preferisci in mezzo a 100 amante, o no? Beh. Oh donna careffata sia più bella, se non ti faccio con studiare lui, posa la chitarra e caccia di puntello, e ti prezio le lastre ad una ad una. E sì con questo non ci accaccio niente, io per non fa figura roce, saccia con maggia. Domani a Dodingoccio gentilmente, non per esagerare, ti piazzo in faccia il taglio del rasuro, ci siamo spiegati, oh no? Tenete mente, un lume è una figura, a letto non ti sente più sicuro. Lei mi fa segno e dice saglia, viene, e i monti saglia per chi mi conviene. Ci vuole la parola convincente e l'uomo che si impone la presenza per farla rigalare. Può cantare appassionatamente e devo ritirare. Se poi restate, buona permanenza. Fatelo pure. In un giorno imprecisato del 1682 sbarcarono a Napoli alcuni mercanti genovesi ai quali non mancava certamente il fiuto dei buoni affari. Infatti avevano intenzione di trapiantare nella nostra città un gioco che nel capoluogo genovese esisteva dai primi anni del XVI secolo. Era prassi infatti nella Repubblica di Genova di tirare a sorte 5 nomi di senatori da una borsa contenente i 90 cittadini che si erano candidati alla importante carica di governo. Si era quindi diffusa l'abitudine di scommettere sui nomi dei prescelti dalla sorte. Successivamente i nomi dei candidati a senatore furono sostituiti con numeri da 1 a 90 e ad ogni numero corrispose invece il nome di una ragazza priva di mezzi. Le 5 fanciulle che estratte ottenevano una piccola dote, di modo che il gioco assumesse anche una patina di beneficenza, quindi avevano questa dote per potersi sposare. Generalmente erano fanciulle di orfanatrofi. Questo è in sintesi ciò che ci raccontano le leggende, le storie, le tante storie sul lotto e sulla bonafficiata, come diciamo noi a Napoli. Ma sicuramente il nostro esperto Ciro Riemma ne sicuramente saprà di più. Buonasera a tutti, salve. Sono da 10 anni che io ho inventato la smorfia con i nuovi personaggi della vita moderna. Io ringrazio tanto Mario Merola che mi ha dato la possibilità di venire qui, in questa piazzetta, così modesto come ha detto lui, sperando di portare bene ai telespettatori, dando qualche numero buono, perché questa è una trasmissione che andrà avanti con buone possibilità. Ed io voglio iniziare proprio con Mario Merola, questa serata.
Ecco, questa è una vignetta con dei numeri, però io non ve li voglio dare io, li voglio far dare alla mascotta del lotto, la mascotta di questa trasmissione. Giovanni, chiamiamo Giovanni. Sì, Giovanni, sì, sto venendo un attimo. Maronna, è che la signora Gop. Giovanni. Buonasera, maestro. Ciao, Come sta? sento, tu mi devi leggere questi numeri. Subito. Perché io ti tengo proprio per buon augurio, sono Subito. certo che questo porterà tanto bene ai telespettatori. Subito. Vai, forza. Noi diamo 15. Siamo 15. 15. 15 che fa 15? 15 il re della sceneggiata, Wow. Mario Merola. Grande Mario Merola. Poi diamo numero 60. 60 Cosa nella fa cabala 60? 60 è Napoli. E Mario Merola rappresenta Napoli. Wow, poi diamo un altro bello numero, maestro. Numero Madonna mia, 90, che fa 90? 90 non fa solo la paura, 90 fa un grande cuore. Che fa? Il cuore di Mario Merola. Vuoi grande Mario Merola? Grande Mario Merola. Giocate su terra. Giochiamolo per Napoli e per tutte le ruote, per Ambo e per terra. Abbiate fiducia che prendiamo senz'altro. Ciao. Arrivederci, maestro. Questi sono i miei numeri. I due numeri, Mario. 15, 60 e 90. Allora dice, ma come dice bella Mario Merola? Ecco. Ma guardate che Giovanni Clori, a così è, ho visto che fa Pietro De Vica, che non è cagaglia. No, cioè non può cagaglia. Chi è cagaglia veramente? Vorremmo fare dice 33 per esempio. Dice 33. Come? 33. Va, dici. 33. È il numero, rimane, no, dice no, quindi amici cari, questo è il discorso. Giro, mi ha fatto tanto piacere di averti nella mia trasmissione perché noi siamo cresciuti, ti voglio sempre bene, fai parte di una famiglia che io ci tengo moltissimo, tieni qualche aneddoto, qualche altra cosa. Sì, passiamo dalla canzone, passiamo allo sport, guarda No, Mario. perché se credeva che faceva, ehi, pazziamo. No, chi lo era, chi è l'ha cagato. nato proprio così, mi hanno detto. Allora, dalla canzone passiamo allo sport. Ah, Quello che sto per dire sono sicuro che qualche tifoso del Napoli storcerà il naso. Ma, o prima sono qui, guardo l'aso mio, adesso sono là diciamo. ma si è verificato un fatto nuovo. Sì. Ferlaino, croce e delizia dei napoletani. Io direi più croce che delizia, diciamolo. Ma non lo so, però, vediamo. Ha venduto tutto Sentiamo. a Corbelli. Sapete che vi dico? Io ho tanta fiducia di questo Corbelli. Giro, non ti toccare No, ora un buono producente. Beh, allora, Ho tanta fiducia di questo Corbelli. Lui porterà i vertici del Napoli. E l'ho preparato. Porterà il Napoli ai vertici? Napoli ai vertici della Serie A. cioè tu pensi che un altro va in Serie A? Voi vi ricordate? Sì. Vabbè. Ma senz'altro, vi ricordate la vignetta di Maradona? Il 43, ecco, è solo un ricordo No, che 43. voglio dare. Il Ma 43. perché Maradona faceva 43? Sì, perché tutti dicono il numero 10, ma i 10 sono tutti gli attaccanti, caro Mario. Allora, 43, 40 nella cabala è il giocatore di calcio. Uno è Dio, e per i napoletani e per tutto il mondo, i napoletani hanno un Dio e giocatore. È stato un dire, non ci discute. E sono 43. Grande Abbiamo fatto Maradona, 41. 43. Giocate, lei chi si può avere, un bazzino. E questo poi è Corbelli. la vignetta di Corbelli. Che belli Che lui baffi. sogna il vecchio Napoli. Il vecchio Speriamo di arrivare a questo. I numeri di chi? Io so se dice chi ce ne andiamo domani. fa mattina. capire niente. Ce Bravo, ne andiamo domani. Mario, allora. No. 57 57 la speranza, e 40 40 è la presidenza. e 2 sì, e 66. È il successo, Mario, perché noi certamente avremo successo con Presidente. questo Napoli. Presidente, Giocatoli per Napoli io e ti per faccio tutti. tanti auguri, caro Corbello, però non farmi rimpiangere Ferlaini, perché anche di quello che ci dice, io ci tenevo tanto per Ferlaini, perché o amare, o bene, o dolce, o amare, certe soddisfazioni ce l'ha dato. Non ci scordiamo lui scudetti, con la Coppa UEFA e non pari Coppa Italia. Perciò, metti la bandiera, vai avanti e facci fare una bella figura. Giocatelo con fiducia che vinceremo senz'altro. E lo ci volesse pure la prima settimana a pigliare. Ma Mario, succederà prima o poi. Tu Vabbè. sei più fortunato di me con i numeri. Vabbè. Hai fatto vincere a tante e tante persone. Arrivederci alla prossima settimana. Con Ciro Riemma, lotto sicuro. Ciao Mario, grazie.
porta pizza, o quadrilli a Fiorello, si ti fai passi per pizza, o mastilla a casa, tu scrivi da pizza, quanto soldo fuggente, come tanta pirinizza, tu scicca, fino a quando non scapizza che si ha rompere scugnizza, o i loro ci siamo capito, perché io cerco e non trovo, se va a pisa e io lo frisco, c'è rimasto solo io, oh giovinello. Roba vecchia, vado pallesse, e me l'uno chiede fumo, una buona maretta, codogna, gelati, concinati e la pizza, forne campagna, mangiata poco, o c'è di tutta sera, capro, Roma, che la bella mamma Carmen, non mi posso faticare, e bella paparella, ha cantato per piatti, sei tu ai cingoli, nata pianta con salotta, no cellina americana, tengo più grande papastiera, ma che è sopra, e chi sto cambia fa, si che gnacchi da bottega, o Simone Cambarriacuno, o prende per scarrafuna, una roda fai, come tanta pirinizza, te ne scizza, fino a quando non scapizza, che stia a rompere scugnizza. Questa canzone, mi sembra di conoscerla, ma non la conosco. Non conosci questa canzone? No, che canzone Strano, è? perché è un pezzo internazionale. Internazionale? Sì. E come si chiama? Si chiama New York, New York. New York? Sì, ne? Bella, ma la... Non la conosci? No. Bella. È sentiamo. grave per te, sta canzone? Sì. La vuoi risentire? Sì. Poi ci va. Maestri, con tanto di rispetto per New York, tanto di rispetto, ma noi a Napoli abbiamo delle musiche che sono veramente internazionali, cantate in tutto il mondo. Voi se permettete, io adesso vi faccio sentire una bella canzone internazionale, sì, una tarantella, però non una tarantella normale, una tarantella internazionale. Parecini accetta, crede che è novità. No, può dire che si è scoperta l'America, basta sentire
che se musica paesana, che ste pane da casa nostra, chi se innamora con la palla, tarantella, tarantella. Canta e guarda, sto chiedendo le chiagne, guarda all'urda ma dirà l'ere turna. Una rosa piede rienta, tarantella voglia ballare. Qua spagnolo, qua americano, ma so credere non fanno apposta, che se musica paesana, e se pane da casa nostra, chi se innamora con la palla, tarantella, tarantella. Sì. Volevo ringraziare a tutti gli amici, a tutti quanti. Vedete, sono emozionato, perché mi dicono in regia che i telefoni sono intasatissimi. Telefonate, messaggi, cose da non credere. Grazie. Ve lo dico con le lacrime agli occhi. Grazie. È una cosa bellissima. Forse qualche settimana prenderemo anche qualche telefonata. Io ringrazio il mondo, perché questa televisione va in tutto il mondo. Quando ringrazio il mondo, ringrazio anche la mia Napoli. E se mi permettete, io ve l'ho detto quando sono uscito, che in questo palcoscenico stiamo in America, stiamo in Francia, stiamo in Inghilterra, stiamo da tutte parti. E se mi permettete, voglio fare una telefonata a casa mia, col vostro permesso. Pronto? L'anima siete? Sono Salvatore. Faccio telefonata. Stiamo pensiero. Voglio sapere i guaglioni. I guaglioni stanno buoni. Ma stanno dormentando male pensiero. Come amara sta lontana quando tiene una famiglia, quando una palata vende cartolina. Quando mi sei ora nell'ora e una giornata e chiude mia, quando sentono motivo e una canzone. E non tennero pensiero, non tennero pensiero, pochi giorni e torno a Napoli. Dimmi,
vicino a te sta Gennarino. Nanni, a Sondolello, non sta dormendo. Abbracciami la forza a tutti e due. Ingella va papà e va bene assai. O mia amara sta lontana quando tiene la famiglia, quando nava la vende cartolina. Con te mi sei guardato e la giornata è chiusa via quando si entra un motivo e sta canzone. Lontana uia non resiste più, di male piglio treno e me ne torno a Napoli. Sta sempre con voi, ma non volesse più. Napoli chiama i figli suoi, come una mamma ci sta lì brava. Napoli da tornata, Napoli richiama, Napoli non può morire, Napoli non può morire, tornate, tornate, tornate. Lasciatemi suonare, non mi parlate, non voglio sentire niente. È così bello suonare con gli occhi aperti. Io mi avvicino a esse piano piano e le parlo così, solo con cuore. Lasciatemi suonare con questo amore. Tu sei fatto una veste scullata, lo capello, quei nastri e quei rossi. Si va mieta 3 o 4 chantose e parlavo francese e a così. Fui l'autriera che t'ha incontrato, fui l'autriera Toledo, Gnorsi. T'ha già voluto bene a te. Bene a me, ma non c'è mamma più, mai potuto, distrattamente pensa a me. Regina, quando stiamo e non mangiava che pane e cerase, noi campavamo me vase e che vase, tu cantavi e chiagniva e o gardille cantava
Oi carradilla a chi aspetta stasera non ho visto a già aperta che io reginetta e fulata e tu vola e canta non chiagna ti ha trovato una padrona sincera e più degna di sentirte cantare t'ha già voluto bene a te tu mi hai voluto bene a me ma non c'è mamma più mai tu distrattamente Vabbè, ma eppure questo sto pensando una cosa, sto pensando a Natale, mamma che mi cucina, io pranzo di Natale, mentre aspetto una compagnia mia, ve lo dico dopo, o pranzo con cucina mamma, mo voglio aspettare prima sta accompagnata da me perché la già portare in ambasciata un innamorato. Ma non aveva ancora, chi sa lo sto? Canna, più un treno quartiere. Come stai? E come bellissimo buono, stai buono? Come già sta, Salvatore? Che è successo? Sto come uno che ha avuto una grande infamità. A chi? Come a chi? Stai buona chi? Oh, mi dispiace. Però ci sta sempre a dire che ci pensa. Issa, da voi. Ma perché non sai? O sai che mi dispiace che tu lo tratti così. Se tu lo tratti così. Ma visto mi sei d'accordo con questo, Salvatore? Io mi metto d'accordo con questo, questo scemi. E ogni volta che mi incontro, e gli fa pace, vede quello che fa. Io non lo penso proprio più. Sì. E beh, che vuoi che ci le sai c'era chi? ce lo dici tu. E dici ella tu, so di chi? Te puoi vincere. Quante volte mi incontrate, sempre al solito parlare, io già so che sta masciata, chi domanda che là, mi ricita da Maria senza meno può morire, io già so che malattia, non ne voglio più sentire, mi facite incontrato in ricita, che mi sono già scordata, non ne penso proprio più. Si può chiamare la vita, con che occhi e infamità. Io vi prego, non aggredite, che l'è tutta si è fatta Santarella, si va pure a confessare e sta buona
giornata di bevuta me l'ha fatto già scordare. Ma facite un favore, si è incontrato nelle vicine, che mi sono già scordata, non ne penso proprio più. Si può chiamare la verità, con che l'occhio santità. Io vi prego, non aggredite, che l'è tutta infamità. Qualcuno si è domandato, ma che è femmina, si è avarita, si ricita, perché non ho toccato niente. Se no l'autore si può pigliare collera, perché una volta le canzoni cantavano in femmina e l'uomo. A me non mi piacesse cantare per esempio questa Lourdes ma Tarantella, che è una canzone per donna, Sarnati una femmina. Ecco perché non abbiamo cambiato nessuna cosa, è vero maestra? Ecco, per questo. Ma io... Questa è una cosa che vi voglio raccontare perché giusto che qualcuno si domanda Mario me, non la penso proprio più e chiedo una femmina, perché non lo penso proprio più. No, non ho voluto toccare il testo, perché l'autore si può pigliare collera, anche se gli autori non ci sono più, stanno i figli e le pute, ma che sta facendo questo? Non voglio toccare niente. Una cosa bella, che non sapete quante persone in Europa si stanno vedendo e si stanno ascoltando. Hanno telefonato anche i medici dell'ospedale di Pellegrina. Un bacio a tutti i dottori, a tutti quanti. Io sto capo via vostra e vi ringrazio affettuosamente. Grazie, grazie, grazie. Anche a una clinica che voi sapete a me, a Mercogliano, a tutti gli ospedali, un bacio appassionato, da amiche, un compagno vostro, pure io ho girato la botta, perché ho sentito anch'io parlandovi col cuore. Mo, sono maestra, chiedo scusa e perdono. Volevo dirvi, scusate se faccio questo discorso con voi, perché mi piace parlare con voi che siete l'arrangiatore, il maestro, la direzione, Vincenzo Campagnolo, che attore e artista. Ma qua diciamo la verità, qua sono 7 artisti e quindi mi fa piacere perché io mi sono sempre attorniato dagli ottimi elementi, dai più grandi maestri, perché non mi è mai piaciuto di cantare la musica giapponese, no, sempre i grandi maestri. Cioè, Per lei c'è una telefonata? Per me. Pronto? Pronto? Papà, come stai? Ti sto chiamando alla Francia. Tu voglio fare in bocca al lupo per lo spettacolo. Ti vengo proprio chiaro, non stai cantando come si bene. Facci fare una sorpresa, diciamo. Figlio mio, ma tu mi hai gente domanda perché io non sto figlia. Se la marito... Io non ti apprenderò mai, sto vicino a te e cantiamo tutti e due. Ecco, non ve lo volevo dire. Mio figlio sta facendo una serata in Francia, a mio figlio Francesco. Un bacio a tutti quanti, a tutti i tuoi grandi artisti che hai invitato. Quindi, ci vediamo venerdì. sta a Marsiglia dal mio amico Russo. Sì, Devo fare una bella papà. serata. Tutto a posto. Tutto Ciao. a posto, tutto a posto. Ecco perché non c'è mio figlio. Ma settimana prossima sta anche Francesco. Complimenti a questa grande televisione che ha fatto cose alla grande. Fatti onore! Un bacio, in Fatti bocca al lupo. onore! Lourdes Mani Grande! Un bacio, ciao, ciao, ciao.
Diceva mamma nostra, in Natale, mamma si chiamava Maddalena, o una Maddalena, ma ti ingavo con una Maddalena, che bella cosa. Paolo sta re, perché è bello, no? Anche mamma tua adesso ci sta guardando, mamma tua. E io la saluto affettuosamente, a mamma e a tuo fratello il grande Enrico. Quindi, come ti dicevo, mamma no, faceva un pranzo di Natale, che io cominciava all'8 dicembre, a Immacolata, a mi fare il pranzo che faceva. Mamma, ja, quando mi pranzo? E che da c'è? Sa comincia a cancellare di rinforzo, o capriccione, o poco la risalata, a olivo, mamma, guarda. E a scarola con passeri o pignolo. Pure mamma tu fa, a scarola con passeri o pignolo. O pesce. Si stanno dei soldi. Qualche pesce importante. Si ci stanno niente a imparare con cefara. Però, male non è. Capito mamma? A così mi diceva mamma, ho una Maddalena. E poi lo spaghetti all'avvongola, si stava nei sordi, era che lupina, ma era lo stesso saporito, perché lui usava la pomarola rupienna, che le vicino mazza, e che spaghetti. O mi si capito, o poi che bacca alla fine, una noce, una nocella, un roccocò. State mangiando, dice Davide? State mangiando? Ma perché che sto facendo? Sto mangiando. E allora per ricordarci questo pranzo di Natale, con il vostro permesso, voleste scrivere 2 parole a mamma. Prego. Mia cara madre, stava atrás di Natale, già sta lontano e più mi sa la mano. Come vorrei all'umano, io troppo andato, come vorrei sentire, lo campognato. E in me, facita lo presente, io a tavola mattina, o piatto mia, facita quando la sera da vigilia, come se mezzo a voi stessa pure. C'è una cosa lacrima s'America, a noi napoletani, a noi la caccia gli annim, o cielo nave, come amare sto pane. La lasciata sta lontana ancora, che faccia di sia figlia con la mamma, la cita la tornare, io no, io non dormo, ma ne resta fuori, e resta a faticare per tutta quanta. Io caggio per essa madre, casa d'ora. Io so carne macilla, mamma, so emigrante.
e c'è una grossa lacrima sta merda a noi napolitani per noi a caccia gli anni o cielo nave come amare sto Grazie, grazie. Sono arrivati questi fax un attimino. L'autore, Grazie. prego. Allora, abbiamo delle dediche. Massimo da Salerno fa tanti auguri a Mario Merola e ci tiene a dirgli che è un suo grande fans da molti anni. Un saluto affettuoso dalla sua famiglia Montefusco da Salerno, questo signore si chiama Montefusco. Antonio dal Belgio saluta affettuosamente Mario Merola e vorrebbe dedicare la canzone Tup Tup Mariscià alla famiglia Greco. Diciamo che è in scaletta. La prossima settimana. È in scaletta, quindi senz'altro il signor Antonio ascolterà questa canzone. Poi Lorenzo e Rosina dall'Inghilterra vorrebbero ascoltare una canzone a piacere e dedicarla alla moglie con tantissimi auguri. Intanto facciamo gli auguri, poi per la canzone magari... Hai detto dal Belgio? Dal Belgio. Colgo l'occasione per salutare Gigi D'Alessio. Ciao Gigino, perché ci sta vedendo, sta in Belgio, a Liegi con... Buon lavoro a lui allora. E a mio figlio Roberto, che sta con lui. Perfetto, un bacio. Saluta Roberto. Prego. D'Alessio, allora, poi abbiamo l'ultimo per il momento, Stefano dal Lago di Garda, bellissima zona. Lago di Garda. Stefano, non ti sei dimenticato. Manda un forte bacio a Mario Merola e vuole ascoltare una canzone a piacere, anche lui per quanto riguarda la canzone, rimandiamo senz'altro alla prossima volta. Ecco, io dicevo questo, vedete, le telefonate, la pubblicità, non l'abbiamo avuta, e quindi lo spettacolo può durare un'ora e mezza, come è durato un'ora e mezza, però mettendo la pubblicità, che sicuramente i nostri sponsor adesso si danno da fare per avere la pubblicità nel mio spettacolo, e noi siamo a disposizione, però vogliamo che la pubblicità è importante, non la pazienza di creatura, quindi una cosa importante veramente. Quindi la pubblicità, qualche telefonata la prenderemo e quindi andiamo a 2 ore, 2 ore e un quarto. Ma col vostro permesso vorrei ringraziarvi così. Ragazzi, prego. Pensate, senza pubblicità e senza telefonata, un'ora e mezza, quindi un fatto veramente importante. Può darsi che con un po' di pubblicità e un po' di telefonate arriviamo a 2 ore e mezza. Però lo potremmo fare pure 2 ore e mezza lui. Però guardate che bella formazione. Mi piace il centrocampo, Bravo. Ecco una carellata sui miei compagni di lavoro. Mi fa piacere. Ve lo dico un'altra volta. Flavio Fierro. Figlio di un mio grande collega amico. Non vi dimenticate la Juve Napoli, i 2 capitani. Raffaella De Simone. Grande interprete genuinamente cara. Veramente. I Ducciarentani, i Tarentani. È una ragazza che sa il fatto suo. E questa è una mia creatura, fatemelo dire. È Titti Fusco. Quindi ti affaccio a voi. Abbiamo un veterano che io voglio bene da tanto tempo, da quando lo incontrai a Torino, che lui mi fece sentire un pezzo, quindi è arrivata la volta buona. Ma non posso mai lavorare con voi, maestra. Come vedi, stai qua e lavori con me. Perché lui fa tutte le canzoni di un mio grande illustre che io sicuramente ci sta guardando. Ciao Sergio. Un bacio. Tutte le canzoni del grande Sergio Bruni, ecco che fa parte dello spettacolo, perché veramente gli artisti. Gerardo Pinto. Grazie. L'attore cagaglia veramente, no a pazzire, Gianni Glori. Dopo Portobello e dopo Domenica In e dopo tante trasmissioni ritorno tra gli amici
Ciro Riemma. Le prossime settimane ci sarà anche un po' di informazione, parliamo anche un po' di calcio, abbiamo anche un medico e parliamo di tutto. Questa è la piazza, anzi piazzetta Merola, non voi scordate. Adesso con il vostro permesso siamo a fare una mangiata tutti quanti a Bascio Marigliano. Se houver num desfile te aspetar, io sono armare poverello e tendo tutto pronto per sposare. E poi una lampada flora, per il sposo, una rezza vicino, da su di stelle mare. O sposalizia a Bascio Marigliano, sotto la finestra c'era per l'amore, per cuffietta d'anche e le così, da sera da tufaletto nina là, e poi champagne c'è sta l'acqua e mare, e poi champagne c'è sta l'acqua e mare. Namoratella mia, namoratella, che sia nuttata tanta per sposare, oggi invitata scendere alle stelle e a luna attenzione certa fa. E brutta casa, una marchinara, una lampada blu, una lampada blu, per vedere sposa, una rezza di scalone. Da su di stelle mare, da su di stelle mare, Bascio Marigliano, sotto la finestra c'era per l'amore, o confietta dagli e manca le cosine. Raffaele, per da sera da tu faretto il nina. E poi champagne c'è sta l'acqua e mare, e poi champagne c'è sta l'acqua e mare. O sposalizia a Bascio Marigliano, sotto la finestra c'era per l'amore, o confietta d'anche e le così, per da sera da tu faretto nina là, e poi champagne c'è sta l'acqua e mare, e poi champagne c'è sta l'acqua e mare. Amici, tutto in diretta, senza playback. Qua non si prende in giro a nessuno, tutto originale. Grazie. Sigla.